Perdona le riprese senza luci né niente, però sembra che adesso il dominio Le Puntine del Mondo sia libero, quindi chiamiamo subito, è assurda sta roba, chiamiamo subito Register e vediamo cosa succede. Mamma mia, che casini! Che i nostri operatori rispondono dalla Spagna o dall'Italia. Buono dalla Spagna. Olè! Grazie per averci chiamato. Ti Prego. informiamo che la tua chiamata potrebbe essere registrata. Anche la vostra, E potrai come esprimere sempre. una valutazione sul servizio al termine della telefonata. Vabbè, anch'io vi chiederò la Per poterti valutazione. assistere nel migliore dei modi, tieni a Per la portata parte di mano i indice. tuoi codici di accesso Aspetta, va, all'area che clienti. ascolto, va, aspetta. 2. Ti informiamo che a causa dell'alto numero di richieste in servizio di te supporto parere? telefonico prevede lunghe attesa. Ricorda che puoi trovare informazioni sul nostro sito www. No, no, per carità, che non mi risponde. Puoi avere un ticket dal tuo pannello di controllo. No. Aspetta, mi preparo tutti i dati che dopo mi chiedo. Mamma mia, fioi, che agitation, sì, potevo prepararmi un attimo la camera, qualcosa, però dai, il tempo stringe, perché qua hai visto, durante il passaggio, tac, me l'hanno ciulato, ecco, è finita la batteria, aspetta che cambio la batteria. Mi chiamo Yuri Bertoldero e io ho avuto un po' di casini in quanto ho fatto un trasferimento di dominio da Aruba a Register.it. Nel passaggio Aruba aveva fatto scadere, diciamo, il dominio e se l'era preso qualcun altro. Adesso sembrerebbe libero e io lo avrei già pagato con Register.it. Si può vedere di far qualcosa? Le do tutti i dati? Mi dica il codice cliente. Ok, in questo pannello vedo un hosting WordPress, un dominio.it e un trasferimento di un dominio.com. Esatto, a me interessava il .com, poi il .it era gratuito, allora ho detto vabbè, facciamo anche quello. Però il .com era quello che già avevo. Vediamo un attimo, mi dice trasferimento in corso. Però le spiego, trasferimento in corso probabilmente da Aruba a Register tramite l'autorization code di Aruba. Il sito però... Ma lei l'authorization code l'ha inserito all'interno della mail che abbiamo inviato all'interno delle mail dell'intestatario del dominio? Adesso non mi... Perché le spiego come funziona il processo. Quando lei paga la tariffa del trasferimento, Sì? noi diamo un'email all'intestatario di questo dominio, che in questo caso credo sia lei. Lei riceve un'email sulla sua casella e dovrà quindi inserire all'interno di questa il codice outcode che ci permette di far partire il trasferimento. Adesso non mi ricordo, però vorrei puntualizzare una cosa. Io ho verificato nel pannello e il trasferimento è in corso, abbiamo inviato l'email all'assegnatario che non ha ancora dato conferma della volontà di trasferire. Difatti, ma ti sto spiegando. Difatti, no, ma stiamo parlando di cose sbagliate, ti spiego perché. Perché quel trasferimento è stato richiesto da Aruba a Register, però quel sito, quel dominio non era più di Aruba, qualcuno l'aveva messo su GoDaddy. Adesso è libero da GoDaddy, io ho fatto un VIS e risulta che il dominio è libero, il .com. Quindi io vi chiedo, ora che è libero, dato che ho già pagato con Register per avere il .com, possiamo associarmelo? Hai capito? No, non è possibile, lei ha pagato un trasferimento a 0,45 centesimi. Non è possibile. Ha pagato un trasferimento di un dominio che secondo noi è suo e deve trasferirlo presso Register. Ok, ma e pagando di più, cioè io adesso come faccio visto che è libero, come faccio a riavere... Manca in linea, vediamo un attimo se è libero anche Sì. sul nostro portale. Io ho provato vuis.net, Questo dominio non è disponibile. lepuntinedelmondo.com, Esatto. perché appartiene ancora a GoDaddy? Non glielo so dire, sul registro pubblico dei domini vedo ns1parklogic.com. Penso di godere. Però su vuis.net mi dà che è libero. WIS, servizio pubblico, registro pubblico, vada su www.ho.it. Eccolo qua scriviamo www.lepuntinedelmondo.com. Ah, is already registered. Esatto. Per recuperarlo niente, più che altro io non so chi ce l'ha, non so chi l'ha preso. No, questo dominio è suo, di sua proprietà. Sì, le puntine del mondo sì, ce l'avevo da 2 anni con Aruba. Allora, si rivolga al suo attuale provider e chiede il codice outcode. Ho già fatto, ma me l'hanno dato. Ma... il diritto di
avere questo codice. Beh, aspetta, ho visto che non stava neanche registrando, cioè io lo odio sto bottone della Sony, vabbè. In poche parole niente, risulta ancora intestato a qualcun altro e c'è sempre un casino, quando entri sulle puntine del mondo ti riporta robe di spam, cioè a me dà fastidio sta roba, porca miseria. Ecco, vedi come funziona, porca di quella troia. Adesso praticamente se tu lo rivorresti dovresti fare un'offerta di minimo $200 e negoziare col proprietario se gli può andare bene quanto vuole e poi se lui accetta fare il trasferimento, ma vai mona, va. Oh, guarda che camper che abbiamo qua fuori casa, guarda che robe, perfino col carretto dietro. Porca miseria, questo qua si vede che ha robe che c'entra con le moto da corsa, robe del genere. Mamma mia che brutto, senza virilità, sembra un pene, cazzo, ma che roba, porca troia. Comunque vabbè, non è la virilità che volevo mostrarti, è che mi è venuta questa idea qua, no? Perché ho visto gente che dentro qua metteva tipo dei pannellini isolanti, delle tappetine termiche, no? Per isolare dal caldo e dal freddo. E io ho detto, aspetta che gli frago i pannelli solari, poi chiudi l'oscurante, loro restano là, cioè non è tanto vabbè che ti ripara dal caldo, dal freddo, quello vabbè, cosa vuoi che cambi, però hai sempre un altro pannellino di ricarica, no? Col power bank attaccato, dentro la busta c'è il power bank, no? E via, fa figata. Il CP forse non tutti sanno che stiamo aspettando l'Alessia, cioè siamo qui da non so quanto, ci siamo ascoltati tutto il CD dei Pink Floyd, quello di De André e adesso ci annoiamo. Ecco, il CP ha detto io mi metto qua a dormire. Niente, io mi vergogno a farmi filmati così, porca miseria, mi sento violentato nell'immagine. Minchia, oh, guarda la macchina là che roba, cioè, con tutti i parcheggi che c'erano, guarda, attento. Tac. Sì, sono tornato appunto a Sabbioni col CP e la Alessia, abbiamo pranzato qua, cioè no qua in spiaggia ma sul camper e niente, non volevo fare filmati, però dopo ho visto di quelle belle conchiglie e allora ho detto dai andiamo a fare i video alle conchiglie. If you believe in democracy, if you have